Agenda fitta di appuntamenti per Alessandra Moretti in questi giorni a caccia di voti nel Veneto, anche se ad accoglierla accorrono davvero in pochi, come vedete in questo video che ci è stato inviato dal gruppo di residenti di Via Desmana a Milano. Hanno colto l'occasione a Villa dell'Era della visita elettorale per sfogare la loro rabbia contro la pericolosità cronica delle strade e in particolare della zona. Chiedono una pista ciclabile, lo vedete dagli striscioni, avevano promesso 14.000 euro, hanno detto, ma non li hanno ancora visti. La protesta è stata pacata e civile. Volevamo sollecitare i politici, ci hanno scritto, a fare e smetterla di parlare, e se non cambia il malcontento si trasformerà in rabbia. Ne sa qualcosa il mondo politico, ma soprattutto il PD, all'indomani del flop delle regionali in Emilia-Romagna, il suo feudo, 40% in meno di votanti. E si teme un flop anche nel Veneto, dopo l'intervista figuraccia della Moretti, in cui ci ha rivelato che per fare carriera bisogna essere belli. C'è un clima di sfiducia nei politici che alleggia in questi giorni e soprattutto nel PD, che comincia a preoccuparsi. In primis la Moretti, che ha chiesto alla Rubinato, sua concorrente alle primarie, di smetterla di polemizzare perché danneggia il partito. La Rubinato si lamenta che la collega evita i confronti. La Moretti ha risposto che ha l'agenda piena. E statista inclusa, si deduce, visto che lei ha dichiarato di non rinunciarci almeno una volta alla settimana.